Il maltempo non ha risparmiato i terreni agricoli. A Meduna i vigneti dopo la grandinata si presentavano così, nessuna foglia, tutto distrutto. L'agricoltore di questo campo è stato contattato dal sindaco Pittone, non se la sente di parlare, la disperazione è tanta. Anche a Mansuè alcuni viticoltori hanno riferito di aver perso in modo irreparabile fino al 50% delle piante. Non va meglio a Salgareda. Un agricoltore ci porta nei suoi campi in località Campo Bernardo, 14 ettari a vite, ci spiega l'80% è andato perso. La sensazione è quella di non poter farci nulla, mista alla disperazione. Questo è il nostro lavoro e la situazione è quella che vedete e che potete riprendere, insomma. È andato tutto distrutto. Quasi tutto, gran parte sì, adesso la stagione è ancora all'inizio, vediamo come reagiranno i vigneti, però grosse speranze penso non ce ne siano. Lavora qui da tutta una vita assieme al figlio, non si tratta più di un episodio singolo, ormai le grandinate così violente sono continue. In questa areale dal 2014, 2019, 2024, adesso 2026, sempre con questa intensità, sono insopportabili per le aziende agricole danni così e con questa frequenza, perché sì l'intensità, ma in 12 anni sono 4 volte ormai. Non vigneti, ma anche il mais è andato distrutto. Abbiamo anche diversi ettari a mais, il quale anche quello è stato praticamente azzerato. Adesso vediamo se ricaccia qualcosa. Lì penso qualche speranza in più c'è. Passiamo di zona in zona dove la grandine si è abbattuta, la situazione non cambia.